Il mio nome è Tiozio Enrico, nato a Venezia il 4/5/35. Io sono nato in un posto a Venezia vicinissimo alla famosissima Passone. Sono nato a San Vio, abitavo a 100 metri dalla piscina e più di qualche volta da casa mia alla piscina andavo nuotando. La società sportiva che io ho nuotato per tutta la mia vita è stata la Veneziana Nuoto, detta Passoni, e una parte anche per diversi anni anche a Mestre. Le piscine una volta erano organizzate differenti, adesso uno ha l'orario di andare, una volta uno si alzava d'estate a casa, usciva e dove andava? Andava in piscina perché forse era anche l'unico divertimento che avevamo. Il nuoto a quei tempi era considerato un grande sport perché uno nasceva e sceglieva uno sport. Io sono nato alle Zattere, a San Vio, sull'acqua, perciò lo sport più vicino è stato il nuoto. Le abitudini sociali a quell'epoca erano completamente di quelle diverse di adesso, ossia adesso c'è molta burocrazia, una volta c'era solo amicizia, uno era amico del presidente, del consigliere, si stava tutti assieme. La mia carriera sportiva è stata molto lunga, che io ho cominciato a fare le gare a 5 anni e dopo nuotavo e dopo col tempo sono entrato in squadra anch'io, sia perché alla Veneziana Nuoto c'erano tantissimi nuotatori, parlo del 1940-42. Io avevo 5 anni, ho cominciato a fare la prima gara e così dopo non è che mi allenassi, giocavamo in piscina, giocando era come un allenamento. Dopo verso i 10 anni ho cominciato a fare le gare di società e ho cominciato a fare anche le gare andando fuori Venezia. La mia prima gara è stata, avevo 12 anni, sono andato a Firenze, a quell'epoca nuotavo a dorso, facevo i 100 metri a dorso. Quando hanno dato il via, sono partito un po' prima e l'arbitro ha detto va bene, lascialo andare che è piccolino, perché erano tutti grandi, io avevo 12 anni, non mi ricordo come sono arrivato. In ogni caso, dopo ho continuato e ho fatto moltissime gare. Ogni sabato e domenica andavamo in giro per l'Italia per fare le gare. Le gare più importanti che ho fatto sono stati i campionati italiani, che io sono andato con uno dei migliori tempi in Italia. A quell'epoca era Romani, che io facevo i 200 e i 400, stile libero. Romani faceva 4,50, io ero sui 5,5. Sono andato ai campionati italiani, pensavo di poter arrivare primo o secondo o terzo. Fatalità, sono arrivato quinto, molto male, perché solamente i primi 3 andavano in nazionale, io essendo quinto mi hanno lasciato fuori, perciò sono tornato a Venezia, non ho quasi più nuotato. Dopo ho ripreso a nuotare, ho fatto tante altre gare e mi sono buttato un po' alla pallanuoto, che per dire la verità era molto più divertente che il nuoto, però anche là bisognava allenarsi tutti i giorni. Così gli anni passavano e dopo sono andato a militare. Quando sono andato a militare, fatalità, Giorgio Salvadori è venuto a parlare da me, mi ha detto dai vieni alla Mestrina Nuoto, che c'è un grande allenatore del San Juane, che a quell'epoca lui era conosciuto non a Venezia, in Italia, ma forse in tutta Europa, perché aveva vinto le Olimpiadi a Londra. E così sono andato là e ho cominciato a giocare a pallanuoto insieme al mio compagno di vita sportiva Ottolin Walter. Io ho cominciato a giocare con la Veneziana Nuoto a pallanuoto per diversi anni, dopodiché a 22 anni che ero militare sono andato alla Mestrina perché parlavano che avrebbero fatto una grande squadra e infatti siamo andati in Serie B, che adesso la Serie B, lei la vede sempre in televisione, cosa un'altra, però noi andavamo lo stesso le gare, facevamo due gare alla settimana e andavamo fino in Sicilia.
Gli allenamenti erano organizzati in questa maniera: uno si alzava al mattino, andava in piscina e cominciava a allenarsi. Io ho fatto quando facevo i 400 metri facevo dei grandi allenamenti, nuotavo come si nuota adesso una decina di chilometri al giorno. Mi ricordo benissimo Walter Ottolin, che era come Aurelio, il figlio del presidente, e De San Juane, che era il nostro allenatore e giocatore. Io ho partecipato a delle gare che anche non sapevo cosa fossero. Un giorno mi dice, Tiozzo, vieni a fare il triathlon. Per dire la verità, io non sapevo neanche cos'era il triathlon. Allora mi hanno spiegato che era corsa campestre, 3500 metri, 300 metri a nuoto e tiro con la pistola. Mi sono allenato, infatti io ero militare a Treviso e a Padova c'era la piscina, e allora mi hanno mandato a Padova, hanno riempito la piscina, e ho cominciato a allenarmi, un po' a nuoto, un po' a corsa e un po' con la pistola. Siamo partiti, che lei sa, a militare non è che si parta 2 ore prima, si parte una settimana prima per andare a fare le gare. E ho partecipato al triathlon. Primo giorno, corsa campestre, 3500 metri. Io non avevo mai fatto corsa campestre, però avevo molto fiato e sono andato molto molto bene. Secondo giorno tutti sono venuti a vedere, che sapevano che io dopo nuotavo bene. Però con la pistola si girava, ho fatto 0 punti. Col nuoto ho fatto tanti di quei punti che sono andato fuori tabella. Ho fatto il record del triathlon e sono arrivato entro i primi 3, terzo sono arrivato. Dopo sono venuti i generali a chiedermi se volevo andare a fare il pentathlon, che si aggiungeva 2 sport, la spada e a cavallo. Mi hanno chiesto, ha mai fatto scherma? No, scherma non avevo mai fatto, però a cavallo io qui al Lido andavo, pensavo che fosse andare a cavallo, ma era completamente una cosa diversa, il tipo di cavallo che si faceva per andare alle Olimpiadi e il tipo di cavallo che facevamo qui al Lido. Dopo un'altra gara che mi ricordo, quando ero alla Mestrina, per restare in serie B abbiamo fatto l'ultimo incontro contro una società che noi o loro retrocedevamo e siamo rimasti in 2 in acqua, il portiere, io e Raffaele. Fatalità, i 2 che erano contro di noi erano molto forti, però hanno sbagliato un passaggio e io ho fatto il contropiede e ho fatto il gol. Con quel gol siamo rimasti in Serie B anche l'anno dopo.